La Proglemona compie 100 anni. L'attività svolta in questo secolo è l'argomento che oggi vogliamo mettere a fuoco. Tuttavia, il punto di partenza deve essere almeno uno sguardo a quanto è accaduto alla nostra città dal 1903 ad oggi, senza dimenticare i riferimenti alla grande storia. Bisogna infatti tener presente che chi ha lavorato nel sodalizio è stato coinvolto in quel gigantesco processo che ha trasformato l'intera società europea, per non dire mondiale. Il censimento del 1901 registra a Gemona 9.067 abitanti. Si tratta del primo comune della sinistra tagliamento dopo Udine, capoluogo della provincia. È un centro rilevante nell'ambito friulano, sede degli uffici mandamentali e punto di riferimento per l'intero distretto settentrionale della Pedemontana. Qui, dal 1866, anno dell'avvento del Regno d'Italia, erano nate e cresciute alcune iniziative industriali che utilizzavano anche manodopera femminile. Un'efficiente rete di trasporti con le strade postali e provinciali e con la ferrovia Udine-Villacco e quella successiva per Casarsa aveva fatto di Gemona uno snodo importante per i movimenti di persone e merci grazie ai traffici locali e internazionali. Gemona vive dunque un momento di sviluppo. Numerosi imprenditori e tecnici forestieri vi si trasferiscono ed affiancano le più intraprendenti famiglie gemonesi nelle recenti attività industriali e commerciali. Tutto questo non è però sufficiente a debellare la piaga dell'emigrazione, una vera e propria emorragia di intelligenze, di professionalità e di energie. Basti pensare che nel 1901 dal distretto di Gemona emigrano 5.385 persone, di cui ben 530 di età inferiore ai 14 anni, su una popolazione complessiva di poco superiore ai 30.000 abitanti. Non si tratta solo dell'emigrazione degli artisti, architetti, capomastri, scultori, pittori e decoratori che hanno lasciato il segno dell'ingegno gemonese in tutta la Mitteleuropa. Si tratta soprattutto di una emigrazione di sopravvivenza, spesso aggravata dalla partenza di intere famiglie anche oltreoceano. Il fenomeno si interromperà soltanto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, per riprendere vigore negli anni del primo dopoguerra. Chi rimane ha tuttavia la possibilità di vivere in un centro che si sta risvegliando. Realtà come la società di mutuo soccorso tra artieri e operai, da cui nascono la prestigiosa scuola d'arte, la biblioteca glemonense ed altre iniziative sociali, il Circolo San Giuseppe di matrice cattolica, il Teatro Sociale, il recentissimo oratorio ricreatorio maschile dei Padri Stimatini, che promuoveranno la nascita di una filodrammatica e, sul versante scolastico, di un ginnasio, e le iniziative delle suore francescane, con i laboratori di ricamo, cucito e i corsi scolastici femminili, sono segnali di una incipiente ripresa sociale e culturale. Nel contesto di questi impegni prende concretezza la volontà di promuovere e favorire lo sviluppo civile ed economico della cittadina, come recita il primo articolo dello Statuto Sociale della Proglemona, adottato l'11 ottobre 1903. L'idea dell'associazione era nata da un comitato promotore formato da gemonesi di ogni ceto e orientamento politico, sia del centro sia delle borgate. Dopo la nomina del Consiglio, all'adunanza del 18 ottobre, la Proglemona ebbe nel dottor Federico Pasquali il primo presidente. Tra i promotori e la dirigenza della Proglemona compaiono molti nomi nuovi, segno di una veloce integrazione dei nuovi arrivati nel tessuto cittadino e indizio della ripresa che Gemona sta vivendo. Sul versante dell'economia si riscontrano alcune importanti iniziative. Nel 1897 era stato fondato il Banco Stroile Pasquali, mentre erano attive altre due piccole banche, l'una di proprietà De Carli, l'altra promossa dal Circolo San Giuseppe, con una cassa di prestiti ai soci. E nel 1908 sorgerà la Banca Popolare Cooperativa di Gemona. Le attività produttive sono per lo più legate al mondo della seta, filande, tessiture e seccatoi bozzoli, ma c'è anche lo storico mobilificio della famiglia Fantoni. Prosperano alcune locande, tra cui spicca l'albergo Stella d'Oro di via Cavour, ritrovo, insieme con l'attiguo Caffè Falomo, dell'alta società gemonese. Pure la periferia è coinvolta nella ripresa.
Accanto alla stazione ferroviaria sorge dal 1901 il cotonificio della Società Lombardo-Friulana, poi Morganti, che utilizza energia elettrica generata dalle centraline di proprietà. Nei pressi è attivo l'albergo Pecol e l'albergo Pittini. Nella zona nord-occidentale della Comugne, una tessitura meccanica degli stroili ha telai azionati dall'energia di una centrale idroelettrica. Nei primi anni di attività, la Proglemona partecipa alla vita cittadina con numerose iniziative. Organizza le manifestazioni per il secondo centenario della morte di Basilio Brollo. Avvia un programma di recupero del Colle del Castello, raccogliendo fondi con lotterie e pesche di beneficenza, balli e gare sportive. Provvede alla sistemazione delle strade panoramiche del Turco, di Magnaglia e della Barca verso Braulins e le abbellisce con piazzole di sosta e panchine. Lancia l'idea dell'ampliamento di Piazza del Ferro, contribuendo direttamente alla raccolta dei fondi e alla realizzazione dell'opera, che sarà completata nel 1911, dopo il superamento di difficoltà che richiederanno la demolizione di alcuni edifici. Ma soprattutto organizza festeggiamenti ben presto entrati nella tradizione, come quelli di settembre. Nel 1906 è impegnata nell'allestimento di una grande esposizione d'arti e mestieri di prodotti agricoli. Nel 1909 si fa paladina della promozione del cinema e nel 1912, con l'acquisto di un proiettore, allestisce una sala. Tra tutte, la manifestazione che ottiene il maggior successo è però il corso mascherato che sfila per le vie del centro cittadino, richiamando carri allegorici e spettatori da tutto il Friuli. Il momento di rivitalizzazione del primo Novecento, che faceva sperare nel rinnovarsi dei fasti del Niederlech, risentì dell'inasprirsi del clima internazionale, con i tentativi italiani di occupazione della Libia, ai quali parteciparono anche gli alpini di Stanza Gemona, e a seguito delle rivendicazioni di autonomia e indipendenza dei popoli dell'impero austro-ungarico. La Grande Guerra scoppiata nel 1914 determinò una brusca ricaduta nell'incertezza e, soprattutto per le centinaia di famiglie di emigranti rimpatriati forzosamente, nella miseria. L'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915 e il coinvolgimento della zona nelle operazioni del fronte orientale arrecarono qualche vantaggio all'economia locale, ma presto si manifestarono per quello che erano, un drammatico e inesorabile stillicidio di morte, da cui solo pochissime famiglie ebbero la sorte di restare indenni. La situazione si fece ancor più grave con l'invasione austro-tedesca dopo la rotta di Caporetto. Quasi 3.000 gemonesi fuggirono oltre il Piave. Quelli che rimasero, per lo più legati alle attività agricole, provarono la durezza dell'occupazione e poi, a guerra finita, come successe al sindaco Luciano Fantoni, dovettero anche sopportare il sospetto di aver in qualche modo collaborato con il nemico. Ovviamente, per tutto questo periodo, le attività della Proglemona furono ridotte al minimo e poterono riprendere solamente al rientro di soci e dirigenti sfollati. Il primo bilancio presentato nel 1919 registra comunque alcune spese sostenute nel 17 e nel 18, segno di qualche attività anche in quegli anni. La ripresa si ebbe negli anni immediatamente successivi con la riproposizione delle feste settembrine e il rilancio del castello, il ripristino del buffet e consistenti investimenti per il giardino. A queste spese si aggiungono negli anni seguenti uscite collegate alla recente tragedia della guerra, contributi per il monumento ai caduti e per le onoranze al milite ignoto, sovvenzioni per il ripristino delle abitazioni dei soci, aiuti agli orfani e agli indigenti, contributi per l'infanzia. Ma ci sono delle novità: un finanziamento alla neonata sezione filarmonica e un contributo all'Unione Sportiva Gemonese e le spese di allacciamento alla linea elettrica della SFE per l'illuminazione della sede sociale. E poi, ancora un paio d'anni più avanti, nel 1925, la spesa per la ripresa in grande stile delle sfilate dei carri di carnevale, che diventano veri e propri corsi mascherati con classifiche e premi. Una manifestazione di cui rimangono ancora vividi ricordi. Sono questi gli anni dell'affermarsi e del consolidarsi del regime fascista, che a poco riuscirà a fagocitare anche i più piccoli centri di iniziative e quindi di potere.
È così che nel 1929 la Proglemona è assorbita dall'Opera Nazionale Dopolavoro, voluta dal regime nel 25 per controllare i sudditi perfino durante il tempo libero. Sono tempi di nuove difficoltà economiche e per alcuni di vera miseria, tanto che l'emigrazione riprende in maniera pesante. La situazione peggiora nel 1929 per effetto della crisi mondiale e della politica monetaria italiana. E il primo periodo di quell'anno, a Gemona in Friuli, è reso ancor più difficile da un freddo polare con nevicate da record. L'Opera Nazionale Dopolavoro Proglemona, che è costituita dagli stessi uomini della precedente associazione, riesce ancora a entusiasmare. Nel 1928 fu organizzato il gruppo folcloristico in costume friulano, composto da oltre 200 figuranti e vincitore della medaglia d'oro al raduno di Venezia. Nonostante l'inquadramento nelle istituzioni fasciste e l'esiguità dei mezzi, lo spirito della Proglemona seppe mantenersi vivo con iniziative sociali e sportive. La corsa automobilistica del 1930, le pesche di beneficenza e i balli sociali, la partecipazione alla Sagra folcloristica di Padova del 1931, le grandi mostre della produzione artigianale ed industriale locale del 31 e del 35. Ma furono ancora i corsi mascherati che negli anni 20 e 30 vennero organizzati grazie alla fervida inventiva dell'artista Giuseppe Barazzutti a rappresentare il momento di maggior partecipazione e richiamo di pubblico. Momento che consentiva di dimenticare per una giornata le difficoltà quotidiane. A partire dal 1930 i carri potevano scendere alla pianura seguendo la nuova ampia strada di collegamento tra il centro storico e la stazione, completata in quell'anno. Oltre alle mascherate, si ripetono con cadenza fissa le festività antoniane, alla cui riuscita la Proglemona ha sempre contribuito con entusiasmo. Le serate estive in castello, la sistemazione del giardino fu completata in quegli anni, e le cerimonie per la messa del Tallero. Nella piattezza del periodo spicca tuttavia la rappresentazione dell'operetta Il talismano di Pin, musicata dal maestro Torricelli su libretto di Hermes Zumino, direttore didattico delle scuole gemonesi. Si trattava di un lavoro per il decennale dell'era fascista, ma fu rappresentata in anteprima al Teatro Sociale di Gemona a beneficio delle opere assistenziali, con la partecipazione di molte persone che continuavano a far riferimento alla vecchia Proglemona, conservandone l'anima originaria anche sotto il regime. Nonostante i fasti del Corno d'Africa e la proclamazione dell'impero nel 1936, la situazione interna divenne sempre più pesante e se non ci fosse stata ancora qualche serata in castello e nel 1939 la ripresa del tradizionale corso mascherato, sarebbero venute meno anche le ultime occasioni di serenità e di spensieratezza. Nel 1938 il dopolavoro Proglemona era diventato Pro Mandamento di Gemona, assoggettato al Ministero della Cultura Popolare. Ciò nonostante, il Consiglio si adoperò per indirizzare le attività a unico beneficio di Gemona. La realizzazione più rilevante del periodo fu la costruzione della salita El Tizignoni, che da Piazza del Ferro portava alla cima del Colle del Castello, dove fu anche attrezzato lo spiazzo a est della Torre dell'Orologio. Il debito che la Proglemona s'accollò per portare a termine le opere fu ripianato con le offerte dei soci e dei cittadini anche durante gli anni di guerra, segno di un profondo attaccamento capace di superare le difficoltà del momento. E difficoltà in quegli anni ce ne furono moltissime. La Seconda Guerra Mondiale, in cui l'Italia entrò avventatamente, si dimostrò fin dall'inizio, in Etiopia come in Grecia, una tragica avventura dalle disastrose conseguenze. Anche la spedizione in Russia, che coinvolse prevalentemente gli alpini, fu un'operazione male organizzata e peggio condotta. Nonostante il valore dei soldati, si tramutò in una disfatta, i cui luttuosi effetti furono sofferti per lunghi anni in tante famiglie friulane. Nel 1943, alle ristrettezze, alle perdite dei congiunti in armi e all'assoluta incertezza del domani, per la popolazione civile si aggiunsero ulteriori sofferenze.
All'armistizio dell'8 settembre fece seguito la reale presa del potere da parte dell'esercito nazista e l'inizio dell'attività delle formazioni partigiane e più tardi l'incredibile arrivo dei cosacchi che avrebbero dovuto insediarsi nelle nostre terre. Perfino il giardino del castello fu devastato dagli occupanti. Le cose peggiorarono fino agli ultimi mesi di guerra, fra bombardamenti, miseria, esecuzioni sommarie, retate e deportazioni. Si può quindi ben capire il desiderio di normalità e serenità che spinse il rinnovato Consiglio della Proglemona, insediato già il 1 maggio 1945, a ripristinare l'antica denominazione Proglemona, abbandonando i nomi imposti dal regime fascista, e a dotarsi di un nuovo statuto con l'impegno di rispettare tutti i principi democratici e di far partecipare gli associati, realmente e fattivamente, alla vita dell'associazione. Nel dopoguerra l'impegno della ricostruzione e il confronto politico assorbirono gran parte delle energie e delle risorse, ma come dichiarato nel nuovo statuto del 1945, con l'intento di riunire tutti coloro che hanno un interesse allo sviluppo della città di Gemona, l'attività della Proglemona riprende slancio fino a stabilizzarsi nel 1948 con il ripristino dei corsi mascherati. Nello stesso anno, quasi a segnare un ideale collegamento con le prime attività del 1904, la Proglemona partecipa all'organizzazione dei festeggiamenti per il 3° centenario della nascita di Basilio Brollo. Negli anni successivi, purtroppo contrassegnati da una forte ripresa dell'emigrazione, Gemona sembra destinata ad una lenta agonia dal punto di vista economico e sociale. Nemmeno l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Fantoni, membro della Costituente e poi del Parlamento della Repubblica, riesce a recuperare risorse e a trovare soluzioni per fronteggiare la grave situazione. Oltre a organismi istituzionali, schieramenti politici, parrocchie e organizzazioni sindacali, nella vita cittadina sono attivi pochi punti di riferimento: i piccoli comitati di borgata, la società sportiva e la Proglemona. Un'inversione di tendenza si ha finalmente con l'istituzione della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nel 1964 e con la crescita di alcune attività produttive che raggiungeranno una dimensione tale da non poter più restare nell'ambito cittadino. È veramente l'inizio di uno sviluppo che, grazie a alcuni imprenditori, tra cui spiccano i gemonesi Marco Fantoni e Andrea Pittini, si concreterà nella creazione a Osoppo di un vero polo industriale, occasione di lavoro e fonte di ricchezza per l'intera zona. Gemona e l'Alto Friuli vivono gli effetti del miracolo economico. Per la prima volta in oltre 150 anni di storia l'immigrazione rallenta. Si assiste addirittura ad un rientro di lavoratori e di tecnici specializzati, richiamati dalle nuove attività produttive. Alla crescita economica si accompagna una forte ripresa delle attività di tutte le associazioni gemonesi. Alla Proglemona spetta il ruolo di protagonista, con un ventaglio di proposte che interessano ogni momento della vita cittadina, da quello culturale e artistico, organizzazione di mostre e di concorsi extempore di pittura e di fotografia, edizione di opuscoli di promozione turistica, a quello sportivo, istituzione della corsa ciclistica Città di Gemona riservata ai dilettanti, a quello delle tradizioni, gruppi in costume storico della Messa del Tallero, a quello dell'intrattenimento, serate danzanti in castello e lezione della Bella Castellana, e a quello di schietto stampo popolare, come le grandi sfilate dei corsi mascherati e la distribuzione dei doni ai bambini per la festa di San Nicolò. Non mancano gare e concorsi canori, serate dedicate ai dilettanti, rappresentazioni teatrali, concerti orchestrali e di gruppi corali. Né mancano le collaborazioni con le rappresentanze dei borghi e con altre realtà cittadine come le parrocchie e il convento di Sant'Antonio. In questi anni Gemona e l'intera zona conseguono un diffuso benessere mai raggiunto in precedenza.
Anche il turismo è in espansione e la Proglemona si adopera per l'aumento delle capacità ricettive degli alberghi locali e per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, con la pubblicazione di articoli e servizi sui principali mezzi di comunicazione, tra i quali spiccano il cinema e la televisione. Per i bambini si progetta e si realizza un parco giochi nel Broili della Chiesa delle Grazie. La Proglemona stampa il primo opuscolo con notizie storiche ed artistiche ad uso dei visitatori e nel 1975, a conclusione di minuziose ricerche condotte con passione e competenza da Guido Clonfero, pubblica una vera e propria guida storico-artistica, Gemona del Friuli. Nello stesso anno raggiunge un altro traguardo. Grazie all'impegno del presidente Ivano Benvenuti, poi sindaco della città negli anni del terremoto, e dell'intero consiglio, può inaugurare la nuova sede, degna di un'associazione che vanta 75 anni di storia. La sede è posta nel complesso della Civica Biblioteca, dispone degli spazi per gli uffici e per una sala riunioni, aperti anche alle altre associazioni cittadine. Se il 1975 vede la realizzazione di progetti e di programmi elaborati nel decennio precedente, l'anno successivo si rivela invece tragicamente disastroso. La sera del 6 maggio 1976, la vita della nostra comunità e dell'intero Friuli fu sconvolta dalle scosse di uno dei più gravi terremoti che la storia della regione abbia registrato. La gravità del momento, con i morti e i feriti e la distruzione quasi totale del tessuto urbano, fece passare in secondo piano questioni che fino a pochi giorni prima sembravano di vitale importanza. Come avvenne per tante altre realtà cittadine, anche la Proglemona avrebbe perduto ogni testimonianza della sua storia se non fosse stato per l'impegno di alcuni membri del direttivo che ne recuperano memorie e documenti, mentre andarono disperse tutte le attrezzature, a partire da quelle del Parco del Castello. Dopo un'estate densa di speranze e di frenetico lavoro per salvare il salvabile e ricostruire, la Proglemona aveva tentato un timido ritorno alla normalità organizzando in collaborazione con l'Enal di Campolessi una manifestazione folcloristica per la serata dell'11 settembre. Ma proprio in quel giorno ci fu la ripresa sismica, culminata con i terremoti del 15 e la totale distruzione. Per moltissimi gemonesi seguirono lunghi mesi a Lignano, ma fin dagli inizi di dicembre 1976 la Proglemona si impegnò per attuare, anche se lontano, i tradizionali programmi con la festa di San Nicolò per i bambini ed altre iniziative per le festività natalizie, concerti e mostre di pittura. La messa del Tallero dell'Epifania del 1977 fu invece celebrata a Gemona. La Proglemona organizzò la coreografia della cerimonia e il corteo in costumi storici accompagnò il sindaco e il consiglio comunale a sfilare tra carri ferroviari adibiti a ricoveri di fortuna, baraccamenti e macerie fino alla sede provvisoria del municipio nel cupolone di Borgomolino. Con l'avvio della ricostruzione e con il rientro della popolazione nelle provvidenziali baracche, la vita cittadina riprende, anche se tra mille difficoltà, nella primavera del 1977. Al progressivo ricostituirsi del tessuto sociale si accompagna la ripresa dell'attività della Proglemona. Nell'agosto si ripropone la serata dell'elezione della Bella Castellana. Il primo anno dopo il terremoto si concluderà con la festa di San Nicolò, con i doni distribuiti ai bambini direttamente nelle sedi scolastiche. Già nell'assemblea del 1978 si individuano i programmi per il futuro, tra i quali il ripristino del parco e la ricostruzione del castello. Non vengono dimenticate iniziative di carattere culturale, quali il teatro e le esposizioni d'arte, e viene sottolineata la necessità di avviare un centro di documentazione per raccogliere e catalogare le memorie cittadine. Nel 1983 la Proglemona festeggia i suoi 80 anni di vita. In occasione di questa ricorrenza viene pubblicato il volume Un saluto da Gemona di Tito Cancian,
ricco di immagini e di notizie sulla Gemona di inizio secolo. Nello stesso anno la Proglemona entra nella nuova sede di Via Caneva. Si susseguono le tappe della ricostruzione. Nel 1983 viene inaugurato il municipio nel recuperato Palazzo Botton, alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nel 1986 viene riconsegnato il Duomo con la contemporanea consacrazione episcopale dell'arciprete Monsignor Pietro Brollo. È completato il recupero di Via Bini e dei suoi storici palazzi. La Proglemona assume ora un ruolo determinante nella vita cittadina, con la ripresa delle manifestazioni divenute storiche, ma anche con la proposta di nuove iniziative culturali quali mostre, rappresentazioni teatrali, concerti, performance di balletti e la promozione turistica della città e del territorio che pian piano stanno recuperando il loro volto e il loro ruolo. Né è dimenticato l'impegno per le attività sportive dei giovani che possono misurarsi nelle discipline di judo e pallacanestro. Nel 1985 la comunità montana del Gemonese si fece carico della riproposizione del corso mascherato, occasione di forte richiamo di pubblico nel centro storico ricostruito. La Proglemona contribuì all'organizzazione e anche presentando un carro allegorico, variante in corso d'opera, che ironizzava sulle lentezze della ricostruzione e che si classificò al secondo posto. A 10 anni dalla distruzione del 1976, la Proglemona inizia la pubblicazione di una serie di fascicoli dedicati al Carnevale, all'agosto medievale e all'Epifania. Sono l'occasione per un confronto tra le manifestazioni attuali e quelle analoghe di un tempo e per la riscoperta delle vicende storiche all'origine della realtà odierna. A ricostruzione quasi ultimata, buona parte del centro storico risulta ancora disabitata. A questo problema anche la Proglemona cerca di dar soluzione e così tutte le manifestazioni sono incentrate sulla nuova Piazza del Ferro e sul centro storico, mentre si fa sempre più stretta la collaborazione con le borgate, coinvolte nella gestione degli eventi più significativi. Ad allargare il panorama delle iniziative prendono il via negli anni 89 e 90 due manifestazioni di grande respiro, gli scambi con le Proloco dell'Umbria e il lancio del concorso 1000 desideri in uno, patrocinato dall'amministrazione comunale e dalla Banca Popolare di Gemona. Non viene meno l'attenzione riservata alle attività sportive per i giovani e per la danza, in collaborazione con la locale scuola di danza classica. Sul finire degli anni '80, l'amministrazione comunale, d'intesa con la regione, studia la possibilità di inserire attività artigianali nel centro storico ricostruito. Ci sono infatti numerosi locali, ideali per piccole imprese di produzione e di vendita. Anche la Proglemona partecipa al progetto, che si realizzerà dapprima in una rassegna dell'artigianato nel gennaio del 1990, per diventare poi una esperienza stabile con l'apertura di numerose botteghe di antiquariato in Via Bini. In questi anni la Proglemona, con la presidenza di Luciano Vale, risulta la più attiva e la più propositiva tra le Proloco friulane e diviene il punto di riferimento per ogni iniziativa regionale in collaborazione con l'associazione fra le Proloco del Friuli Venezia Giulia, di cui era stata promotrice e di cui lo stesso Vale sarà a lungo presidente. Dal 1989 al 1993 la Proglemona pubblica la rivista semestrale Nuove per rispondere alle esigenze di informazione e di cultura, aprire nuovi spazi di dibattito e di confronto e cercare nuovi modi di leggere e interpretare aspetti del presente e del passato. Uno degli ultimi numeri di Nuove esce in occasione del 90° anniversario della Proglemona e del 10° anniversario dell'associazione fra le Proloco della regione, per far conoscere sia la lunga esperienza maturata, sia la realtà di associazioni che vogliono mantenersi al passo con i tempi e aprirsi al confronto e alla collaborazione. Gli anni 90 vedono il superamento dei livelli economici e sociali pre-terremoto per Gemona e per l'intera zona. Al nuovo benessere fanno tuttavia riscontro alcuni fenomeni negativi che conducono ad uno svuotamento del ruolo di Gemona rispetto al suo territorio e quindi a una perdita di funzioni. Nonostante queste difficoltà,
o forse proprio a causa di queste difficoltà, sotto la presidenza di Maria Pia Fantina, prima donna eletta al vertice del sodalizio, la Proglemona continua ad adoperarsi organizzando l'Agosto Gemonese, con l'elezione della Bella Castellana e le rievocazioni fantastoriche di Tempus est Iocundum, i fastosi cortei della Messa del Tallero, le tensioni dei tempi del Niederlech, promuovendo anche le attività culturali, turistiche e di spettacolo, sostenendo i gruppi sportivi e le associazioni di borgata, dando spazio alle iniziative come la gestione dell'ufficio di informazione e assistenza turistica in piazza del municipio, intese a favorire la crescita della comunità e a rendere sempre più accattivante il richiamo di Gemona. In questo spirito va anche visto, tra la copiosa produzione di pubblicazioni di quest'ultimo periodo, un quadernetto dedicato alla Gemona risorta, dal titolo Gemona del Friuli, una ricostruzione riuscita, edito in occasione del 25° anniversario del terremoto. Un'opera che evidenzia il ruolo della Proglemona, parte attiva di una comunità che, pur con l'aiuto e il sostegno di tanti, ha saputo rinascere grazie alla determinazione e alla fatica quotidiana. Per un intero secolo la Proglemona è stata capace di adeguarsi al mutare dei tempi e di volta in volta rinnovarsi, superando le prove più difficili grazie all'entusiasmo e alla disponibilità dei suoi soci. L'augurio oggi è che per i prossimi 100 anni almeno la Proglemona possa continuare con lo stesso entusiasmo e impegno e sappia proporsi ancora come stimolo e ideale per tutta Gemona.